Ben ritrovati Cattoliche dintorni. Promuovere iniziative di divulgazione sui temi dell'innovazione e dell'ecosostenibilità. E questo è l'obiettivo dell'accordo siglato fra A2A e Università Cattolica. Vediamo insieme il servizio. Un accordo fra le università bresciane e A2A per sostenere la ricerca. Innovazione ed ecosostenibilità per favorire lo sviluppo di una cultura diffusa riguardo energia e ambiente. Dunque noi abbiamo stipulato questo accordo quadro di 2 anni che prevede una collaborazione tra l'azienda e le 2 università della città per sviluppare attività di ricerca legate a studenti di dottorato o borse di studio di studenti laureandi sui temi di interesse dell'azienda e della città, quindi principalmente quelli dell'ambiente e della percezione da parte della città dell'azione di A2A. Lavoreremo molto sui temi che interessano i bresciani, quindi la qualità dell'aria, la qualità dell'ambiente, le attività di smaltimento dei rifiuti, le nuove tecnologie e così via. Con questo accordo si ampliano i rapporti fra le 2 realtà, attraverso il sostegno a tesi di laurea e progetti di ricerca e di dottorato sull'innovazione e la percezione delle tematiche energetiche e ambientali. La Cattolica, nella sede di Brescia, potrà certamente recare un contributo non secondario, anzitutto assumendosi compiutamente una responsabilità sociale, partecipando sinergicamente, protagonisticamente a questa alta intenzionalità ispirata e promossa da A2A in collaborazione appunto con l'Università degli Studi di Brescia. Sul piano della ricerca, sul piano della alta divulgazione, sul piano di una coltivazione della percezione cittadina e provinciale dei mutamenti appunto in atto, soprattutto per quanto attiene alle grandi questioni e ai grandi nodi ambientali. Nell'ambito dell'intesa saranno organizzati seminari e workshop scientifici, ma anche eventi divulgativi dedicati a studenti e a un pubblico non specializzato. Il professor Kumar Datta è arrivato dall'India per fare ricerca presso i laboratori di fisica di Via Musei. Ascoltiamolo in questa intervista. Professor Prasanta Kumar Datta, lei è qui come visiting professor alla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali. Perché è stato invitato qui da noi? Sono venuto qui con una borsa di studio della ICTP che ha finanziato la mia visita. Sarò qui per 6 mesi e vengo dall'Istituto di Tecnologia Kharagpur in India. In realtà il progetto è iniziato molto prima, nel 2014, quando 2 facoltà da qui visitarono il nostro istituto, sia per conferenze che per dottorati. E allora mi invitarono. Ho cercato un'occasione per tanto tempo e poi a luglio del 2015 ho preso un anno sabbatico dal mio istituto. Ho visitato il Michigan Institute e anche Montreal e poi sono venuto qui per 6 mesi tramite il programma ICTP, che sarebbe il Centro Internazionale per la Fisica Teorica, che ha sede a Trieste. Ma io qui in Cattolica sono un visiting professor, sto tenendo un corso di ottica non lineare in inglese e anche gli esami sono in inglese. Qual è la differenza che nota tra qui in Italia e nel suo istituto? Si trova bene? Sì, molto bene. I miei colleghi sono gentili e collaborativi, poi si mangia molto bene e se devo dire la verità, in realtà io sono uno studente postdoc che 20 anni fa venne all'Università di Pavia. E poi sono venuto in Italia anche altre volte, non solo per lo studio, ma anche per la gente che ci vive. Che altri progetti avete per il futuro in collaborazione con la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali della Cattolica? Abbiamo avviato il MOF, cioè il Memorandum of Understanding, tra questa università e il nostro istituto in India. Con questo programma avremo uno scambio di studenti anche di corsi della facoltà. E forse nel futuro alcuni degli studenti della Cattolica verranno in India, al nostro istituto, e anche viceversa. C'è anche la possibilità di un programma con dei corsi sia invernali che estivi, dove potremo invitare alcuni insegnanti a venire da noi in India. Una raccolta di animazioni digitali create dai giovani artisti contemporanei sono state proposte durante la mostra Anemic GIF. Vediamola insieme. Anemic GIF, questo è il titolo della mostra organizzata dagli studenti STARS come conclusione del laboratorio di organizzazione di eventi espositivi. È stato un lavoro di gruppo con gli 8 allievi quest'anno e quindi ogni allievo doveva individuare
4 GIF, 2 a colori e 2 in bianco e nero, di artisti che usano il linguaggio della GIF animata. Sotto la guida del professor Fabio Paris, i ragazzi hanno selezionato una raccolta di GIF animate di artisti contemporanei, ispirate a motivi geometrici e dinamici, che si rifanno a opere delle avanguardie storiche del Novecento. Allora, l'idea di questa mostra è nata per il centenario della nascita del dadaismo e è nata, diciamo, come gruppo, ovvero l'abbiamo decisa tutte insieme proprio perché era un evento ricorrente molto importante. Anemic GIF è stato ripreso da un cortometraggio di Marcel Duchamp, che è appunto uno degli esponenti di questa corrente artistica, e appunto si chiamava Anemic Cinema, per cui abbiamo fatto una sorta di gioco di parole, Anemic GIF, Anemic Cinema, e appunto Anemic GIF perché il soggetto, le opere che esponiamo sono appunto delle GIF animate, che sono delle immagini in movimento, delle immagini dinamiche create da dei giovani artisti contemporanei. Allora, noi ci siamo suddivisi i lavori per gruppi, quindi ognuno di noi ha deciso di allestire una parte della mostra. Per esempio, personalmente mi sono occupata del montaggio dei video, delle varie GIF, mentre invece altre ragazze si sono occupate della scrittura del testo e quindi ci siamo suddivisi in questo modo. È stato molto interessante, perlomeno dal mio punto di vista, perché ci permette di metterci in gioco e di mettere a frutto gli insegnamenti della teoria dell'insegnante. Quindi è stata un'ottima esperienza. La mostra offre un itinerario nell'arte cinetica degli anni 60, sino ad arrivare alle moderne GIF animate. E ora vi proponiamo la testimonianza di Alessio Di Bella e Andrea Traverso, 2 professionisti che hanno frequentato il Master di ASA in Sviluppo Umano e Ambiente. Mi sono iscritto al Master in Sviluppo Umano e Ambiente 3 anni fa, per caso. Nel senso che ero interessato ad approfondire delle tematiche di tipo ambientale proprio per il lavoro che svolgo. È stato molto interessante perché ho scoperto in realtà un mondo completamente diverso da quello a cui sono abituato nella professione, e ho scoperto anche la necessità di un'attività di tipo educativo-pedagogica per affrontare i problemi di natura ambientale. Tecnicamente penso che le soluzioni le abbiamo, le possiamo praticare, manca la decisione di farlo, e questo sicuramente passa attraverso un'opera pedagogica. Ecco. È questo che mi è piaciuto molto del Master. E come verrà messa in pratica questa professionalità acquisita col Master? Allora, io non ho chiaramente cambiato lavoro, faccio lo stesso lavoro, però lo faccio in un modo diverso. Adesso tutte le attività che svolgo cerco di svolgerle cercando di coinvolgere ovviamente i collaboratori, cosa che per un ingegnere è sempre un po' difficile. Mi sforzo di fare questo, e mi sforzo anche di tenere presente che le persone hanno tempi diversi a seconda della fase di vita, e quindi posso chiedere magari più impegno a chi è giovane oppure a chi è già più anziano, e lasciare un po' di tempo a disposizione magari invece a chi ha la famiglia. Ecco, questo concretamente si concretizza in questo modo. Perché consiglierebbe questo Master? Perché dà la possibilità di vedere il problema ambientale da 360 gradi, quindi da una prospettiva giuridica piuttosto che ingegneristica, piuttosto che pedagogica, biologica, insomma, e sicuramente dà la possibilità di aprire nuove strade che attualmente magari si fa fatica a intravedere, ma sicuramente c'è la possibilità di scoprire nuove strade per affrontare i problemi. Andrea Traverso, cosa significa frequentare un Master sull'ambiente di ASA? Frequentare un Master oggi, soprattutto in ASA, ha un significato particolare rispetto ad altri Master. Spesso chi inizia un Master, e come anch'io quando cominciai questo Master, c'era l'idea che i Master cambiassero la vita, che quindi si potesse trovare lavoro, che cambiava qualcosa. Invece soprattutto qui al Master ASA si cambia noi, cioè cambiano le persone, e cambiando le persone si cambiano le vite. Secondo me questa è la peculiarità di questo Master, cioè il fatto che ci siano contenuti, ci sia conoscenza, ci sia scientificità, ma soprattutto il livello più grosso è quello a livello personale. Questo penso sia la cosa importante di questo Master. Quindi lo consiglierebbe ai giovani laureati? E lo consiglierei a tutti coloro che vogliono fare un percorso di conoscenza, ma anche un percorso personale per capire chi sono e che rapporto hanno con la conoscenza. E per i laureati oggi è fondamentale, perché sono chiamati a inventarsi i lavori, a inventarsi loro stessi, quindi assolutamente sì.
Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20.05 per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.